Per lei purtroppo questa tornata elettorale ha significato uscire da un altro Parlamento dopo che le sue forze politiche, la sua forza politica è uscita. Ormai ci abbiamo fatto abitudine, no? No, io credo che il problema nel Veneto sia ancora più complessivo, nel senso che il dato politico è di un ulteriore sfondamento del centrodestra nei confronti del centrosinistra. Per quanto riguarda le elezioni per rifondazione, per la lista anticapitalista, è del tutto evidente che sono andate male, anche perché probabilmente il messaggio non è stato compreso dall'elettorato e oggi il problema vero è di rompere l'egemonia, secondo me, sia del governo che dell'opposizione da parte del centrodestra. Cioè, oggi la Lega sta svolgendo un ruolo in cui riesce ad essere sia forza di governo che di opposizione, sostanzialmente togliendo le ragioni alla sinistra nella nostra regione. Un segnale in controtendenza c'è stato con le elezioni amministrative, in cui probabilmente l'onda non è stata così forte come è invece capitato per le elezioni europee. A lei preoccupa di più Berlusconi, le immagini, il gossip, queste sono un po' strane che stiamo vivendo, oppure il fatto che la Lega prenda man mano sempre più potere? Si potrebbe addirittura arrivare ad avere in Veneto 5 province su 7 al governo Lega Nord. Ma guardi, a me quello che preoccupa di più è che siamo in una situazione di basso impero. Cioè, oggi abbiamo dei dati economici sempre più preoccupanti, abbiamo una situazione della povertà che sta crescendo anche nel Veneto e siamo ridotti a discutere, come diceva oggi Liberazione, il giornale del mio partito, di un paese che rischia di andare a puttane. Canciano. Credo che è inconfutabile che determinati dati destino preoccupazione, quindi non è che siamo qua che stiamo vivendo un momento particolarmente felice e questo è sotto gli occhi di tutti, però io così ritengo che abbiamo la capacità e abbiamo la forza di superare anche questo momento. È una novità che voi diciate che finalmente la crisi è arrivata anche in Italia. La novità, cioè non è che i dati si nascondono oppure che certi elementi noi non li vediamo, cerchiamo anche di evidenziare questi fatti e nello stesso momento anche di dare un po' di ottimismo, di fiducia e cercare, perché non è che la crisi sia l'Italia e quindi è il governo Berlusconi, cioè è limitato in questa realtà. Diciamo che questa crisi nasce da una situazione mondiale, il mondo è in rete e quindi la situazione è globale, cioè è limitativo dire che solo noi, la colpa è solo nostra, eccetera. Quindi no, ma mi permetta, nessuno ha detto questo. Il problema no, ma sto finendo. No, ma il problema volevo finire il ragionamento per dire che, vista sotto questa ottica, cerchiamo anche di dare e di fare in modo di cercare quelle soluzioni come si può dire, di futuro, di speranza, eccetera, attraverso quelli che potrebbero essere determinati impegni, perché ci sono dei fatti positivi che stanno avvenendo in questi giorni, per non menzionare la Fiat, ci sono delle cose che vedo dei segnali di